il rewind scelto dal nostro Gisberto Nicoletti, un pezzo dal passato che ci aiuta ad affrontare il primo argomento di questa seconda parte dell'Eco dei Social con Claudio Petrone. E diciamo un tema che ci porta un po' nel passato, un po' nel presente, ed è più o meno questo che vedete in questa fotografia che Gisberto sta per mandarci proprio adesso. No, eccolo, no, niente, eccolo qua. I manifesti di Renzi stile ventennio sono un caso, stop di grandi stazioni a quelli sui treni, Italia Viva è una censura. Di che si parla? Si parla di questa campagna di comunicazione fatta da Italia Viva che si chiama Quando c'era lei. Ma lei chi? Lei chi? La nostra Giorgia nazionale. Diciamo, Giorgiona nostra, la Giorgiona nostra. Sì, quel buon tempone di... Ma quello è toscano. Guarda che è fighissimo. Cioè, dal punto di vista comunicativo sta roba è pazzesca. Ma quello anche quando faceva il Presidente del Consiglio, che peraltro è legato un po' all'attuale Presidente del Consiglio, è molto legato per la scelta straordinaria di indire un referendum. Sì, infatti, e perderlo. Quindi ma dicevo, quindi quando c'era lei, e peraltro questa scritta è anche caratteri proprio fascisti, caratteri del ventennio, sì. E quindi è forse una polemichina con il ministro dei trasporti, forse perché i treni arrivano in ritardo. Insomma, che è successo? In realtà è una campagna che diciamo prende le mosse da questo, diciamo, questo adagio nostalgico del quando c'era lui, quando c'era Mussolini. I giovani scappavano dall'Italia. Quando la c'era Mussolini si dice che i treni arrivassero in orario, in ritardo. Quindi i giovani... Oggi invece è esattamente tutto il contrario. I treni vanno in ritardo, la benzina si paga di più, la spesa costa di più, i giovani scappano dall'Italia. Ha fatto sta campagna di comunicazione e nelle stazioni ha fatto affiggere questi 6x3 con quando c'era lei i treni arrivano in ritardo. Cioè è andato a suonare a casa dei suonatori, visto che, come sappiamo, il ministro dei trasporti è il buon Matteo. Sì, esatto. Matteo, che peraltro sta avendo un po' di esodino. Ma facciamo politica oggi, non facciamo politica, raccontiamo. Apriamo una parentesi politica. La Ravetto se n'è andata. La Ravetto, peraltro, Ciccio, io Laura Ravetto. Sì, andata da Vannacci, tra l'altro. Dal generale. Sì. Stavo vedendo sui social, appunto, un video che devo approfondire perché non ho capito bene se è vero o se è fatto con l'intelligenza artificiale, in cui la Ravetto viene intervistata da un giornalista, se non mi sbaglio, o direi 2 o di Mediaset, ad una manifestazione con delle altre donne, una manifestazione importante, e perde le staffe. Quindi la Ravetto io l'ho ritrovata qualche giorno fa per questo exploit che ha fatto in televisione, e poi dopo me la vedo che passa con Vannacci. È un po' irrequieta dal punto di vista. Ma non è che si può stare sempre dalla stessa parte. Io sono uno di quelli che per esempio a un certo punto dopo un po' si scoccia e cambia, capito? E quindi oppure lei, Laura, ha diritto a cambiare, no? Sì, però diciamo, se mo la chiama Giorgia potrebbe andare da dipende, un po' di irrequietezza politica. Quindi questo è quello che è apparso fresco sui social. Secondo argomento, secondo cartello di oggi, invece, tema che affrontiamo con il nostro Claudio Petrone è questo. Ringraziamo gli amici di Repubblica per... Sì, infatti hai scroccato tutto a Repubblica praticamente. No, ci sono anche altri giornali che abbiamo ovviamente consultato, e soprattutto i social. Meteo, l'anticiclone africano porta 32 gradi entro il weekend, fino a 34 la prossima settimana. Quindi tutti in canotta, ciabatte, ci vediamo al Giamaica e spiaggina. Ecco, noi abbiamo i lavori che si pare che finiscano, prima o poi dovranno finire, per Lido Taranto, giù a Taranto, giù all'inizio di Lungomare, lato Viale Virgilio, dove accade, quando arriva il caldo afoso, soprattutto nelle ore pomeridiane del primo pomeriggio, la famosa Famugna controra. Durante la controra scendono da via Dante, via Oberdan, delle simpatiche famiglie con borsa frigo, con ombrellone, con sdraietta, e vanno a farsi un bagno giù a Lido Taranto. La cosa che però caratterizza queste famigliole che scendono, che il più delle volte praticano il torso nudo, e il torso nudo è una cosa oggettivamente che praticano il torso nudo non in spiaggia, che è normale, per strada, diciamo, su via Oberdan, diciamo. E quindi questa cosa è tipica, soprattutto, ma perché? Perché non è
mancanza di gusto. Non Come è dobbiamo mancanza fare di per gusto. farti stare vicino al microfono? Ma tanto Cioè, io c'è quel lucculo. povero Gisberto Nicoletti che si sta impazzendo. Io lucculo, non ho mai. Sì, ma hai anche la telecamera. Uno dei tanti ascoltatori, Sì. dei tantissimi ascoltatori che mi Milioni. seguono, che mi citofono anche a casa. Sì, lei spaccia? No, ma no. No, io la finanzio. No. Mi ha detto che non mi ha mai detto, mi ha detto un sacco di cose cattive, ma non mi ha mai detto che non si sente. Quindi, ok. Detto questo, il torso nudo si pratica perché fa caldo e quindi sta arrivando il caldo, Sì. forse arriva prima al nord e poi arriverà al sud, però l'estate c'è. E quindi Ci io siamo. sono in maglietta, in Ok. t-shirt, Casule invece è in camicia. Sì. È molto elegante perché la utilizzerai anche domani all'evento che ci sarà sicuramente alla Corte d'Appello. Ti vesti garbato. Corte d'Appello non c'è niente. No, non domani. c'è in Corte d'Appello. No, è in Piazza della Liberazione. Ah, in Piazza non avevo perché ho sentito alla Sotto radio. casa di Giovan Battista Tedesco. Grandissimo Giovan Battista Tedesco. Se posso dire una parentesi, Sì. l'orgoglio di Gian Battista Tedesco che non c'è più è avere un figlio che si chiama Alessandro Tedesco, che è una persona straordinaria, Bellissima. di valore umano e di senso della giustizia eccezionale. È vero. Detta questa Detto cosa, questo, chiudiamo con l'ultimo argomento? O... perché già un'altra Claudio, oretta? Un quanto? Un'altra oretta non possiamo stare insieme. Gisberto, mi fai vedere l'ultimo cartello che ha preparato, per favore? Oh, eccolo. Pino Paz di Mare Fuori. Ci sto mare fuori, ci sto mare fuori. Chi non ha visto Mare Fuori? Io. 2 su 3. Esatto. Cioè qua siamo in 3, l'hai visto solo tu. Ma perché io sono il più giovane dei 3 È e vero. quindi noi teenagers abbiamo visto tutti Mare Fuori. Sì. E io mi sono fermato però a una certa serie perché quelle ultime non le ho viste. E quindi questa Mare Fuori, per chi non lo sa, è una serie che fa riferimento ai giovani, ai minorenni che si trovano ristretti per reati commessi appunto. Momento particolare per parlare di Mare Fuori. Ma infatti noi lo affrontiamo all'atere. No. Cioè, io invece entro nel... Vai. Quindi c'è questo penitenziario per minori dove ci sono questi ragazzi che comunque si parla delle loro storie. Tra i protagonisti c'è Pino, che è Pinuccio, che Me lo fai rivedere, Gis, per favore? ha un carattere all'interno della serie un po' turbolento e non riesce a trattenere, questo è il suo personaggio, le proprie emozioni, scatta. Okay. Ti leggo il titolo e lo leggo anche ha un carattere irruento, tu gli dici qualcosa e lui parte. Il personaggio questo. Il personaggio. Che non è l'attore. No, che mi ricorda qualcuno. Sì, l'attore. Vi leggo, per chi è in radio e non lo vede, vi leggo il titolo del pezzo di Repubblica. Arrestato Artem Kachuk, credo che si pronunci, non ne sono sicuro. Pino Paz di Mare Fuori. Con gli amici danneggiava auto in sosta. E non è la prima volta. E non è la prima volta. È recitivo. Come si dice nel nord Italia, recitivo. E quindi è stato quindi non solo il suo personaggio, non è che il personaggio ha contaminato la personalità dell'interprete. Ci dispiace per Pinuccio. Pino non è stato arrestato, è stato convalidato l'arresto, ma è stato rimesso in libertà. Avrà un altro processo penale da affrontare. Ci dispiace per questo. Però talvolta le serie TV non devono essere di ispirazione ai cittadini, soprattutto giovani. A volte penso che ci servirebbe ormai un patentino per poter accedere ai social, guardare alcune serie TV non lo so, vabbè. Ma era tanto bello Dawson Creek, era tanto bello Beverly Hills, ma era ancora meglio La giovane Vicky, Remy. Vabbè, ma questa è un'altra Dolce storia. Esatto. Remy. Era un po' triste, però vabbè. Grazie a Claudio Petrone per essere stato con noi. Ci rivediamo venerdì prossimo con l'Eco dei Social. Tante belle cose e a torso nudo, alla grandissima. Grazie a Gisberto Nicoletti per aver guidato la parte tecnica. Vi ricordo l'appuntamento col TG alle 14 sul canale 94. E poi, mi raccomando, se avete segnalazioni, inviatele a segnalazioni@cittadelatv.it oppure tramite WhatsApp al 339 680 6868, corredate di foto, audio, filmati, tutto quello che serve per raccontare una problematica, e poi ci penserà la nostra redazione. Grazie per essere stati con noi. Noi ci rivediamo lunedì dalle 7 alle 9. Mi raccomando, buon fine settimana col caldo, godetevelo e divertitevi.